Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Una lite per futili motivi è degenerata in rissa a Udine. Erano circa le 17 di ieri quando una decina di giovani stranieri hanno iniziato a picchiarsi con calci e pugni in pieno centro, tra i portici e in mezzo a via Vittorio Veneto, sotto gli occhi impauriti dei commercianti e di alcuni clienti fuggiti per la paura. La scazzottata è stata immortalata da alcuni residenti sui social, le foto e i video postati dagli utenti hanno subito generato stupore e polemiche. Immagini che state vedendo in questo momento. Un episodio gravissimo e che Udine non merita, definisce così la rissa in pieno centro a Udine il sindaco Fontanini, che questa mattina ha voluto mandare una lettera al questore. Ascoltiamolo. Abbiamo dei ragazzi che in centro città, in via Vittorio Veneto, si prendono a botte, prendono anche delle superlettili vicine per lanciarsele addosso. Un fatto molto grave perché si inizia così e poi le cose degenerano, poi si arriva magari ai coltelli, si arrivano a cose anche molto più pericolose. Io stamattina ho scritto una lettera al questore perché chiedo al questore, che è responsabile della sicurezza in città, di intervenire con più determinazione per identificare innanzitutto queste persone, perché per fortuna ci sono dei video e quindi è possibile capire chi sono questi ragazzi. Probabilmente sono tutti richiedenti asilo politico, quindi vanno identificati e io auspico che il questore dia loro il foglio di via, che lasciano la città di Udine, perché noi personaggi di questo tipo non vogliamo avere qui in città, perché siamo rimasti molto male, molto turbati. I cittadini mi hanno telefonato stamattina, mi hanno scritto delle email dove dicono queste cose nella città di Udine non devono assolutamente avvenire. Ecco perché chiedo ai responsabili delle forze dell'ordine di intervenire con più determinazione, perché dobbiamo fermare un degrado che purtroppo non è solo di ieri, ma arriva da lontano. Sappiamo quel buonismo che ha portato a Udine tante persone e molte di queste non si comportano correttamente e hanno atteggiamenti discutibili e qualche volta, come ieri, molto violenti. Il video ha fatto il giro dei vari social, delle varie chat, c'è chi chiede perfino l'esercito per evitare questi episodi. Ma io non so se è necessario l'esercito, io non vorrei trasformare Udine in una città militarizzata. Io penso che ci sono le forze dell'ordine, ci sono i carabinieri, c'è la Polizia di Stato, ci sono i nostri vigili, tutti assieme devono intervenire per bloccare queste situazioni, per evitare che Udine diventi una città fuori controllo. L'affondo del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, contro il questore rischia di diventare un caso politico e i contenuti della missiva non sarebbero condivisi da alcuni esponenti della giunta. Fa discutere in particolare un passaggio della lettera che il sindaco ha inviato al questore, dove si dice che a Pordenone responsabili di episodi simili vengono individuati e arrestati, e a Udine succede difficilmente. Questo dunque il messaggio che è uscito dalla lettera del sindaco Fontanini inviato in mattinata, la lettera inviata in mattinata al questore di Udine. Tanta paura per passanti e negozianti, la senti per noi questa mattina Paola Treppola, andiamo a vedere la situazione a Udine. Sì, siamo in via Vittorio Veneto a Udine, dove ieri intorno alle 17 un gruppo di cittadini stranieri si è picchiato. In particolare una persona è stata picchiata, si tratterebbe tutti di cittadini pakistani. Le motivazioni della rissa sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, i carabinieri della compagnia di Udine e la polizia locale. All'arrivo delle forze dell'ordine le persone erano già fuggite. Sul posto è stato trovato solo un cittadino pakistano che era quello che era finito nel mirino del gruppo con lesioni. È stato trasportato all'ospedale di Udine in ambulanza, non è grave. Abbiamo qui con noi Paolo Lamartina, che è una dei commercianti esercenti che è attivo in questa via, al tabacchino alle nostre spalle, ed era presente nel momento in cui si sono sentite le prime urla. Tanta paura, Paolo? Sì, tanta paura. In un primo momento non riuscivamo a capire quello che stava succedendo, il motivo anche perché stava succedendo.
e abbiamo capito poi che c'era una rissa tra diverse persone, erano circa 8 persone, hanno comunque poi preso anche le locandine sbattendosele, diciamo, addosso tra di loro. Noi siamo rimasti chiusi nel negozio per paura di quello che potesse capitare anche a noi. Col timore anche che ci fossero in quel momento bambini, donne con i passeggini per strada, insomma l'orario è quello anche un po' tra virgolette dello shopping. Per fortuna nessuno era presente, nessuno si è fatto male, avrebbe potuto essere colpito accidentalmente anche da questi espositori delle locandine. Sì, c'erano anche delle persone qui al bar che si sono allontanate. Quando è successo tutto questo, naturalmente tutte le persone si sono allontanate per la paura di quello che stava succedendo. Questa zona normalmente è tranquilla, si parla di risse, purtroppo spesso nella zona di Borgo Stazione un accoltellamento è recentissimo, solo di pochi giorni fa un cittadino pakistano, probabilmente lo stesso vittima del pestaggio di ieri, è stato attinto con un taglierino al braccio, mentre questa zona normalmente è tranquilla. No, questa zona è una zona residenziale molto tranquilla e vogliamo che resti così tranquilla comunque. Allora adesso andiamo a sentire altri negozianti, esercenti che hanno assistito a questo fatto che ha sconvolto questa parte della città. Ecco Alexandra Badea che ha un locale proprio che si affaccia lungo la via, è stata una delle persone che ha assistito anche a questa terribile rissa. Sì, è vero, proprio brutto vedere, brutta cosa in pieno pomeriggio su una via importante di Udine, proprio di fronte a tutti i clienti che tra l'altro sono scappati, si sono alzati e andati via perché avevano paura che queste persone avessero qualcos'altro in mano, oltre il fatto di aver preso la locandina del locale accanto del tabacchino per darsi addosso con tutto ciò che trovavano. Una cosa che non è mai successa in questa parte di Udine. No, così violenta no, non è mai successa e spero di non vedere mai più, perché veramente è una preoccupazione per il futuro. Perché in queste situazioni abbiamo avuto più di una volta trovato sul marciapiede piante buttate a terra o il dehors spostato e così avanti, perciò viste in diretta hanno un altro impatto, paura e preoccupazione. Ecco, i clienti in particolare, appunto, diceva Alexandra, sono fuggiti per il timore che ci fossero armi, pistole, coltelli, che ci fosse... Coltelli, più che altro coltelli, sì, perché loro sono famosi, ecco. Sì. C'è passaggio comunque, diciamo quando cala la sera di persone e sospette, persone che preoccupano, passaggio? Allora, riguardo al passaggio, sì, dopo le 18 sicuramente è meno passaggio. Ieri era una bellissima giornata. La gente, c'era tantissima gente, sia in bicicletta, sia a passeggio, sì, quindi credo che in questi giorni belli col sole era tanto passaggio e tanta preoccupazione dalla gente riguardo a ciò che si vedeva, sì. Allora, grazie anche ad Alexandra per la sua testimonianza. Ricordiamo che sul caso indaga la Polizia di Stato insieme ai carabinieri della compagnia di Udine per individuare quelli che sono gli autori del pestaggio, tutti i protagonisti di questa rissa di via Vittorio Veneto a Udine. Grazie Paola, noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea. A tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea ed ora andiamo a Porcia. Il comune questa mattina ha consegnato le benemerenze a 2 carabinieri della stazione di Fontanafredda che fa parte della compagnia di Sacile per aver salvato la vita lo scorso maggio a una ragazza che voleva suicidarsi. Un modo da parte delle istituzioni anche per ringraziare il quotidiano lavoro dell'Arma sul territorio. Il comune di Porcia assegna 2 benemerenze a 2 carabinieri della stazione di Fontanafredda, lo fa qui in municipio. Siamo con il sindaco Marco Sartini, insomma un'iniziativa lodevole per 2 militari che hanno fatto molto bene il loro lavoro.
Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo voluto portare avanti dopo aver saputo di un intervento molto importante che due nostri carabinieri della stazione del comando di Fontana Fretta hanno fatto sul territorio lo scorso anno, e volevamo testimoniare con i vertici dell'Arma, della compagnia di Sacile, della loro bravura, della loro umanità e dell'intuito che hanno avuto nel portare avanti un'operazione molto delicata. E hanno salvato la vita di una ragazza di fatto. La sostanza alla fine è questa: sono riusciti a salvare la vita di una ragazza che stava tentando il suicidio. Quanto è importante naturalmente il presidio, la vicinanza anche delle forze dell'ordine che tutti i giorni tra controlli e pattugliamenti insomma salvaguardano il territorio. Ma sempre di più nella fase dei lockdown i problemi sul territorio sono in un certo senso esplosi. L'Arma è sempre stata vicina alle istituzioni. Io nei 2 anni di mandato, nei quasi 2 anni di mandato, ho potuto apprezzare la loro capacità, soprattutto la loro umanità nel risolvere i problemi, prima ancora che far rispettare l'ordine in modo forte. Ecco, assegnare loro delle benemerenze significa anche la vicinanza da parte delle istituzioni e farli sentire parte, diciamo, di una grande famiglia. E questo è il senso, la nostra vicinanza oggi la vogliamo manifestare con questa benemerenza, e devo dire veramente che nei 2 anni la vicinanza dei carabinieri alle istituzioni è stata veramente grande. Allora, il tenente colonnello Michele Grigoletto, comandante della compagnia di Sacile, insomma, questo riconoscimento da parte del comune a 2 militari dell'Arma che hanno fatto sicuramente un atto molto importante. Assolutamente sì, motivo di profonda soddisfazione anche da parte mia, che gestisco e coordino la compagnia Carabinieri Sacile. Il vice brigadiere Cefalù e l'appuntato scelto Masutti l'8 maggio scorso intervennero in un'abitazione dove una ragazza aveva segnalato l'intenzione di togliersi la vita. Ferma determinazione, altissima professionalità, ma soprattutto profonda umanità e non comune sensibilità hanno distinto l'intervento di questi militari, che hanno tratto in salvo la ragazza, che sicuramente avrebbe avuto purtroppo conseguenze anche tragiche se non fossero intervenuti con le caratteristiche che ho appena dimostrato. Tra l'altro si era in pieno lockdown, quindi un ulteriore gesto apprezzabile sotto questo punto di vista. Esattamente, senza pensarci minimamente si sono gettati, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, incuranti di eventuali contagi, e quindi a maggior ragione è motivo di profonda soddisfazione e di lustro per l'immagine di questa Arma dei Carabinieri sul territorio, sempre presente a servizio del cittadino. Ecco, soprattutto in questi periodi in cui, come abbiamo visto, i fatti del Congo ci riportano che anche il vostro lavoro, la vostra presenza è sicuramente fondamentale, rischiate la vita sia nei grandi contesti ma anche tutti i giorni nel lavoro che fate sul territorio. Esatto, questo è importante sottolinearlo, non sappiamo mai a tutte le ore del giorno e della notte cosa ci aspetta, e quindi la nostra mission, la nostra professionalità, il nostro senso del dovere deve essere sempre presente e animarci per affrontare qualsiasi difficoltà, siano quelle più grandi effettivamente e quelle più piccole di ogni giorno. Per loro tra l'altro anche altri riconoscimenti in vista. Sì, è motivo di grande soddisfazione, perché nel ringraziare l'amministrazione comunale di Porcia sottolineo che il signor generale Frassinetto, comandante della Legione Friuli Venezia Giulia, durante la prossima festa dell'Arma tributerà l'encomio semplice ai militari alle mie spalle, e mi risulta che sono stati anche segnalati per un'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Mittelfest compie 30 anni e guarda alla nuova generazione di artisti della Mittel Europa per creare il cartellone di Mittel Young. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Giacomo Pedini. Mittelfest chiama a raccolta artisti e compagnie under 30 in vista di Mittelfest Young a fine giugno. Sì, Mittel Young è un po' una novità su cui stiamo lavorando quest'anno, non tanto perché sia mancata in passato un interesse nei confronti degli under 30, ma come modalità, nel senso che abbiamo pensato un percorso per artisti, artiste, compagnie, ensemble da 25 paesi europei che inizia adesso con questa open call aperta fino al 31 marzo, quindi ci potranno arrivare varie diverse proposte di spettacoli, che però verranno viste e vagliate non solo da me, ma soprattutto da un gruppo di curatrici e curatori under 30. Quindi l'idea è di un progetto per artisti under 30 visto e seguito da under 30.
Sceglieremo 9 spettacoli, li porteremo a Mitteljang tra il 24 e il 27 giugno, li vedremo e poi sempre insieme a questo gruppo di curatrici e curatori ne sceglieremo 3 da portare dentro Mittelfest. Quindi l'idea è quella di creare una buona pratica, un percorso per rinnovare non soltanto la proposta artistica ma anche il pubblico in un processo di accompagnamento, andando in qualche modo insieme, abbracciando una prospettiva mitteleuropea e una prospettiva anche territoriale. I 9 spettacoli che debutteranno a Mitteljang saranno in settori diversi? Naturalmente Mittelfest è un festival di spettacolo dal vivo e lavora su teatro, musica, danza, quindi 9 titoli saranno 3 di teatro, 3 di musica, 3 di danza e dei 3 che sceglieremo da questi 9 titoli, 1 per teatro, 1 per musica, 1 per danza, quindi manteniamo la nostra vocazione di festival multidisciplinare. Mittelfest va avanti tenendo sempre presente la valorizzazione della cultura del territorio, ma anche il territorio stesso come focus. Assolutamente, e in questo senso è stata importantissima la collaborazione per creare questo gruppo di curatrici e curatori. Io voglio ringraziare Area Rea, l'Accademia Nico Pepe, il Conservatorio Tartini, il Conservatorio Tomadini, la Fondazione Bonn, l'Associazione Robida, il Convitto Paolo Diacono, il Teatro Club Udine e la Scuola Bronte, perché grazie a loro abbiamo creato questa rete di Under 30 che insieme a me vaglieranno le proposte. Questo è molto importante per creare in qualche modo una prospettiva e un percorso per chi si occupa di spettacolo dal vivo, che è un settore economico in questo momento in grande difficoltà, è un sistema lavorativo dove dei giovani devono crescere e farsi delle competenze, non soltanto come artisti ma anche come potenziali futuri direttori artistici. La valorizzazione anche turistica del territorio è una componente sempre più importante. Che nuove iniziative ci sono? Che progetti ci sono in tal senso? E adesso ce n'è uno in atto perché non ci piace star fermi, soprattutto in questo momento difficile, ed è il progetto Mappe Parlanti che nasce grazie alla Fondazione Radio Magica Onlus che lo ha ideato e lo sta conducendo per noi. È un progetto che coinvolge 20 comuni, Cividale del Friuli, Valli del Natisone, Valle del Torre, e che in questo momento vede delle cartoline distribuite in tutti i 20 comuni per chiedere agli abitanti di segnalarci i loro luoghi del cuore, i loro luoghi importanti sentimentalmente. Su questi Radio Magica svilupperà una mappa parlante, quindi una mappa vera e propria che si può vedere e si può anche ascoltare, ed è un modo per raccontare anzitutto a noi stessi il merito, il valore, il fascino dei luoghi che viviamo. È stato presentato oggi nel Salone del Popolo di Palazzo d'Aron con l'avvio della progettualità Udine, capitale dell'amore, Romeo e Giulietta in Friuli, iniziativa che lega la cultura e il turismo della città in sinergia con altri comuni del Friuli Venezia Giulia. Ma oggi si presenta questo nuovo committee che ha l'obiettivo di portare avanti questa che è una grande storia d'amore che ha protagonisti dei friulani, perché parliamo di Lucina Savognana e di Luigi da Porto, quindi una grande storia d'amore friulana che poi Shakespeare ha immortalato, dove naturalmente c'è anche una collaborazione col comune di Verona, perché le prospettive possono essere non solo di natura storico-culturale ma anche di prospettive turistiche. Quindi l'obiettivo della nostra amministrazione è proprio quello di dare contenuti a questa presentazione, a questo importante evento, e soprattutto di portare avanti iniziative che coinvolgano non solo il comune di Udine ma anche l'intero territorio friulano, perché su questo progetto qua c'è anche la collaborazione assieme al comune di Cividale, di Rivignano, di Moruzzo, e quindi una grande storia d'amore friulano che però sono gli stessi friulani molte volte che non conoscono. Sappiamo che lo stesso simbolo, stemma della città di Udine è quello dei Savognani, quindi una casata storica come quella dei Savognani che questo grande studioso inglese ha detto siano i veri protagonisti della storia d'amore di Romeo e Giulietta. Quindi è un'iniziativa culturale ma che può essere appunto anche turistico in sinergia con diversi comuni del Friuli Venezia Giulia. Sì, riteniamo che siano ancora grandi margini di sviluppo per le prospettive turistiche della città di Udine e del nostro territorio, anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, perché soprattutto si tratta di un turismo molto a dimensione umana e soprattutto
soprattutto che permette anche di contenere quelli che sono i rischi. Ecco, quindi riteniamo che anche questo progetto qua possa inserirsi nell'ambito di tutta una serie di progettualità, sia di tipo culturale ma anche di altri avvenimenti che stiamo organizzando come città di Udine, e senz'altro anche la storia di Romeo e Giulietta si inserisce in questo contesto perché è una bellissima, la più grande storia d'amore, come è stata descritta benissimo da William Shakespeare. Udine, capitale dell'amore, voi avete voluto valorizzare questa storia d'amore non solo a Udine ma tenendo anche in considerazione diverse zone del territorio del Friuli Venezia Giulia. Sì, questo è fondamentale, cioè portare la cultura e il turismo a dialogare non solo nelle stanze al chiuso, ovviamente adesso c'è la pandemia, ma soprattutto all'aperto, proprio in previsione anche di questa perdurante purtroppo pandemia. Vogliamo portare in percorsi turistici e culturali la vera storia di Giulietta e Romeo, che corrispondono a Luigi da Porto, capitano vicentino dell'epoca che era a distanza militare qui in Friuli, e la nobildonna udinese Lucina Savorgnan. Proprio nella giornata del 26 febbraio del 1511, 510 anni fa, si teneva questo ballo in maschera che noi, come ho già detto durante la conferenza stampa, vorremmo far svolgere ogni anno in Piazza Venerio a Udine per ricordare proprio in modo proprio conviviale in mezzo alla cittadinanza questo evento che poi per varie vicissitudini e legami e fonti bibliografiche e archivistiche arrivò in mano a William Shakespeare, da cui poi trasse spunto per ambientare la sua opera drammaturgica a Verona, ma in realtà fu lo stesso Luigi da Porto che dopo che fu ferito in una battaglia a Manzano rimase paralizzato, non poté più convolare a nozze con la Lucina Savorgnan, che andò poi in sposa a un suo cugino, e lui scrisse nel letto della sua degenza la prima novella che proprio raccontava in modo autobiografico le vicende amorose, che poi, come ho già detto, per vari traversi qualche secolo dopo arriveranno a William Shakespeare, ed è proprio un inglese, purtroppo compianto, il professor Cecil Cloud, che 30 anni fa fu il primo a scoprire questi legami, insieme poi ad altri docenti, professori, ricercatori, fino a poi dopo a raccogliere noi questa eredità morale, storica e turistica. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.